In periodo di cambiamento climatico la gestione dell'acqua deve essere molto accurata. Per gestire le problematiche del cambiamento climatico, Veneto Agricoltura già da oltre 10 anni ha messo in campo dei progetti innovativi. Progetti che tendono ad accumulare l'acqua quando è disponibile, nei limitati periodi in cui è disponibile, e a gestirla bene successivamente. Da oltre 10 anni i tecnici di Veneto Agricoltura stanno cercando di trovare soluzioni per la mitigazione del cambiamento climatico. Presso l'azienda pilota dimostrativa di Valle Vecchia a Carle è stato realizzato un impianto pilota innovativo in cui automaticamente l'acqua viene selezionata per quantità e qualità ed accumulato in un bacino che è diventato un nuovo habitat di acqua dolce. In pratica delle chiaviche automatiche intelligenti si aprono e si chiudono a seconda dei livelli dell'acqua e della qualità dell'acqua stessa. Durante l'evento piovoso in grado di fornire acqua buona, le chiaviche si aprono e si chiudono in continuazione a seconda delle informazioni che riceve il telecontrollo, e poi vi è l'accumulo dell'acqua nel bacino. Dalle diverse chiaviche automatiche, come quella che abbiamo appena visto, l'acqua alla fine viene convogliata in questo bacino di carico. Dal bacino di carico le pompe la sollevano e la immettono nel bacino di stoccaggio dell'acqua dolce. Prima di fare questo c'è un ulteriore controllo della qualità. Quando c'è l'ok del telecontrollo, le pompe partono. Ecco il risultato del lavoro del sistema automatico di gestione dell'acqua. L'acqua è stata accumulata, l'acqua derivante da tutte le chiaviche automatiche è arrivata alle pompe, è stata sollevata e ha riempito completamente il bacino d'acqua dolce dopo 16 mesi di assenza di piogge utili, di piogge in grado di essere utilizzate per l'accumulo nel bacino. Cosa succede dopo il riempimento del bacino? Questa preziosa acqua diventa un nuovo habitat per la biodiversità di Valle Vecchia, aumenta la biodiversità di Valle Vecchia e poi quest'acqua viene utilizzata nei periodi di alte temperature, siccità estive, per irrigare con la microirrigazione le diverse culture e per dare un ristoro d'acqua buona a tutte le zone di elevato pregio naturalistico, creando una falda dolce sopra l'acqua salata che abbiamo derivante dal mare su tutto il territorio di Valle Vecchia. Il sistema di gestione automatica dell'acqua di Valle Vecchia non solo serve ad avere a disposizione nei periodi critici acqua di buona qualità per l'agricoltura e per l'ambiente di pregio circostante, ma serve anche a ridurre il rischio idraulico, il rischio di andare sott'acqua nei periodi in cui le forti piogge arrivano, perché viene sottratta dalla rete di scolo e accumulata nel bacino. Stessa funzione che noi troviamo con il bacino sperimentale di invaso dell'azienda Diana in comune di Mogliano Veneto, che continuamente nei momenti di forte piovosità aumenta l'invaso, sottrae acqua e quindi riduce il rischio idraulico per le zone a monte industrializzate e urbanizzate.